Buongiorno, bentrovati ad una nuova puntata di Ore 13. Come ogni mercoledì la CGIL risponde. Oggi parliamo di scuola, il titolo lo vedete, nuovo anno, vecchi problemi. Però partiamo da un altro argomento, perché questo 2019 fin dall'inizio è stato un po' caratterizzato dai movimenti ambientalisti. Abbiamo visto le manifestazioni della settimana scorsa, insomma l'emergenza climatica è diventata un tema centrale. A scendere in piazza sono stati proprio i ragazzi, gli studenti, in quella che è stata la più grande manifestazione per l'ambiente mai organizzata. Oggi parliamo di questo, parliamo ovviamente anche di scuola, dei problemi relativi ad essa, parliamo di aggregazione, insomma abbiamo un nutrito tema di cui discutere insieme ai miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è Marco Moretti, segretario generale FLC CGIL Treviso, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Do il benvenuto anche a Marco Zabai, presidente di Binario 1, ben trovato, e a Carlo Garzara, rete degli studenti medi Treviso, ben trovato. Allora, come ogni giorno siamo in diretta 0422 1626 798 per intervenire in diretta, insomma, e fare delle domande ai nostri ospiti. Prima di parlare di tutti gli argomenti che ho un po' elencato, io vorrei capire che fate voi. Allora, iniziamo insomma dalla FLC, che è il sindacato di coloro che lavorano nel settore della scuola pubblica e privata. A Treviso conta 1600 iscritti. Sì, circa sì. Beh, ci si occupa di tutte le problematiche che riguarda l'ambiente scolastico, i lavoratori ovviamente e non solo. In particolar modo noi seguiamo ovviamente i dipendenti che hanno un contratto collettivo statale, che sono ovviamente una buona fetta, la parte diciamo determinante, ma ci sono anche i contratti, e sono varie tipologie, i contratti delle scuole private laiche, cattoliche, ecclesiastiche in genere, quelle della formazione professionale e le scuole materne. Quindi abbiamo una vasta gamma di contratti da seguire, con problematiche che in parte sono comuni, in parte distinti, perché il contratto pubblico e privato ha ovviamente delle sue distinzioni ben precise. Poi ovviamente ci si occupa di reclutamento. Allora, da noi vengono le persone ovviamente che hanno intenzione di intraprendere un percorso di supplenza nell'ambito della scuola, capire esattamente se hanno i requisiti o meno, poi seguirli nell'ambito dell'eventuale inserimento in una gradatoria, seguirli nell'ambito del concorso, fare formazione per i concorsi di vario genere, ovviamente che siano personale del docente o non docente, e poi ovviamente in tutta la loro carriera, con le problematiche che sono connesse ovviamente allo stato giuridico quotidiano, di permessi, assenze, e poi una fetta fondamentale, la contrattazione integrativa d'istituto, che nell'ambito di Treviso coinvolge la bellezza di 104 scuole e un conservatorio, perché nell'ambito della provincia abbiamo anche un conservatorio, per cui ovviamente c'è sul territorio ovviamente da seguire parecchie cose. La contrattazione ovviamente di istituto viene fatta ogni anno, quindi si tratta ovviamente di vedere sia la parte giuridica che la parte economica, come suddividere quelle che è quella fetta, o ahimè ormai non molto consistente, dei compensi accessori. Insomma, tra scuola pubblica e privata avete un bel da fare. Abbiamo un bel da fare, onestamente. C'è veramente tantissima richiesta, tantissimi contatti e tante problematiche. Infatti, tra l'altro, oggi avremo modo di discutere insieme, commentare anche le ultime notizie riguardo l'istruzione, il crocifisso, con le ultime dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Fioramonti, e poi anche una cosa molto importante, perché è stato siglato l'intesa sul decreto precari tra le organizzazioni sindacali appunto e il Ministro Fioramonti. Marco Zabai, voi che fate di Binario 1? Binario 1 nasce nel 2016? Sì, Binario 1 nasce nel 2016 in uno spazio, è la rigenerazione urbana di uno spazio comunale del Comune di Treviso, precedentemente in stato di abbandono, si trova sotto il cavalcavia di Treviso, praticamente incastrato un po' in un posto nascosto, ma che aveva bisogno appunto di essere ripreso in mano e di essere ricurato. Questa è stata la scelta che ha fatto la CGIL insieme alla rete degli studenti medi, insieme a altre associazioni che si sono unite proprio per prendersi carico di questo bene comune che era abbandonato
abbandonato e che è stato trasformato in uno spazio a disposizione della cittadinanza, delle associazioni e dei normali cittadini per ricevere sia la possibilità di fare riunioni o eventi, ma anche per ricevere dei servizi, in particolar modo all'interno di un progetto che è quello su cui è stato fatto il bando da parte del Comune di Treviso, che ricopra sia servizi per i giovani, sia per l'integrazione, quindi per i migranti e italiani in difficoltà, e in generale per creare uno spazio di cultura e di ricreatività in una parte di città che purtroppo è quella un po' più trascurata, perché tra la stazione e il PUT insomma non c'è molto attorno. Mancava insomma un po' l'aggregativo di questo tipo, anche perché insomma Treviso insomma era stata definita un po' una città dei buchi neri, con tanti stabili dismessi, aree insomma degradate. È ancora così? Un po' migliorata? Allora, il problema della rifunzionalizzazione di tanti spazi abbandonati è un tema che è presentissimo all'ordine del giorno, tanto che anche il tema del consumo di suolo si lega a questo. Sono usciti da poco i dati dell'Osservatorio per la protezione ambientale che parlano di Treviso come il quarto comune più cementificato del Veneto, e questo vuol dire che abbiamo tanto da fare. La rigenerazione urbana è il tema centrale rispetto a questo, e guardare a quelli che sono gli spazi abbandonati nel nostro territorio è il primo punto su cui provare a creare una politica di riuso, di rifunzionalizzazione che possa dare risposta a quelle che sono le esigenze del territorio. Pensiamo per esempio all'emergenza casa per i giovani. Non è detto che dobbiamo per forza costruirne di nuove, possiamo provare a riprendere in mano l'esistente e creare un servizio che risponda a questo tipo di esigenze, ma dico quello, parliamo di nuovi spazi per il lavoro, nuovi spazi per i servizi, insomma la fetta è ampia. Noi abbiamo dato il via tramite un progetto che è un buon rapporto tra pubblico, che è proprietario dello stabile, e un privato che però è un sindacato, quindi ha un ruolo sociale, un ruolo attivo di rappresentanza sociale, e quindi questa è stata una buona partnership. Io credo che sia possibile riprodurlo anche in altri contesti, bisogna averne la volontà, insomma. Insomma, potrebbe essere una buona prassi da esportare? Assolutamente sì, è tanto che la cosa interessante è che il Comune di Treviso, proprio per il nostro progetto, ha vinto anche un premio come pratica di riutilizzo di beni pubblici tramite appunto un partnership pubblico-privato che di cui beneficino sia l'uno che l'altro. Carlo Garzara, Rete degli Studenti Medi Treviso, fa parte del progetto Binario 1, Rete degli Studenti è la rete più grande del paese, corretto? Sì, corretto, sì. Siamo un sindacato studentesco che si avvala di difendere i diritti dello studente qualora vengano lesi. Ciononostante non ci occupiamo solamente dei diritti dello studente, ma andiamo a prendere anche un po' quello che possono essere lo studente fuori dalla scuola, quindi come può essere il soggetto al bullismo o al cyberbullismo, e successivamente ci occupiamo anche del fattore, per esempio, i mezzi di trasporto, cosa con cui il ragazzo viene a che fare ogni giorno ed è obbligato a prendere, o come può essere l'edilizia della scuola principalmente. E sappiamo insomma che le nostre scuole insomma un po' hanno qualche buco nero, no? Come dicevamo in città, qualche buco nero anche nella scuola. Friday for Future, questo sciopero per il clima, insomma abbiamo sentito la settimana scorsa un po' dappertutto, ci sono state queste manifestazioni, gli studenti sono scesi in piazza, no? Certo. È stata una bella sfida per gli studenti scendere in piazza? Direi proprio di sì, e non possiamo certamente lamentarci che se gli studenti sentono ovviamente questo come un loro problema, ma non solamente un loro problema, è il problema del mondo, a dire la verità fino adesso l'unico che conosciamo, che diventa la cosa fondamentale e trasversale, cioè questo è un interesse che non c'è limite politico, categoria politica, latitudine, qui interessa a tutti, e chi non lo dovrebbe fare? È giustissimo, lo fanno i giovani, perché? Perché stiamo pensando, sentendo quelle che sono le statistiche, che se si aumenta di 1,5 gradi nel prossimo 2030, al 2050, si dice addirittura nel 2100, gli studiosi, addirittura 5 gradi. Stiamo parlando che la vita
dovrebbe essere sconvolta su questo pianeta. E chi se non loro, che sono gli abitanti attuali e futuri, e i loro figli, non devono interessarsi di questa cosa? Quindi io trovo coloro che ovviamente mettono in dubbio la bontà di movimenti del genere, che nascono sicuramente anche spontanei, costruiti dietro, ma perché c'è una motivazione scientifica. E questo ovviamente la scuola poi diventa determinante. Perché? Perché poi, come si diceva prima, la cultura e il metodo di poi applicare nella vita di tutti i giorni te la devi costruire fin da piccolo, ed è bene che ovviamente questo venga a far parte come materia fondante all'interno delle lezioni, per cercare di cambiare certe modalità di vita. E se non lo si comincia dai giovani, certamente io ormai sono datato, sono abituato in un certo modo, sarà più difficile per me, ma io ovviamente già vedo molto difficile un obiettivo del 2050, per i ragazzi no. Tralasciando un attimo questo tema per un attimo, abbiamo appena visto le immagini degli studenti dell'Istituto Galilei di Conegliano in tema di sicurezza, di condizione strutturale delle scuole di Treviso. Sappiamo che insomma l'ITIS Galilei di Conegliano qualche problemino ce l'ha. Gli studenti sono scesi in piazza, tra l'altro anche prima dell'inizio della fine della scuola e chiaramente prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Qual è la situazione? La situazione è diciamo, siamo sempre, voi l'avete detto nel titolo, vecchi problemi. Diciamo che ormai è un po' un déjà vu. La provincia, gli enti locali provvedono per quello che è di loro competenza a livello legislativo a fare i loro interventi. Certamente c'è sempre un problema, è un problema probabilmente cosa? Di visione politica, di programmazione, e anche un problema finanziario. Allora, c'è da capirsi. È naturale, le risorse su questi elementi, su questi fatti, su queste attività sono essenziali. Cioè, dove altro possiamo fare le lezioni se non all'interno di una struttura moderna, funzionale e soprattutto sicura? E giustamente gli studenti dicono: se cominciano ad arrivarmi i calcinacci in testa e effettivamente non c'è o antisismicità o quant'altro, è naturale, dei dubbi ti vengono. Allora, tutto nasce da un fatto di poter fare una programmazione a lungo periodo, cercando di avere le risorse giuste per programmare anche l'edilizia, le scuole future. Certamente devi pensare anche, non puoi già sapere dove andranno le iscrizioni tra scuola e scuola, però non puoi nemmeno pensare che un istituto o vari istituti di Treviso dicono non iscriviamo lo studente perché non ci sono aule. Una programmazione a lungo termine è un'utopia o secondo me assolutamente no, perché se ovviamente c'è uno studio legato a coloro che sono i responsabili della programmazione dal punto di vista economico e poi della realizzazione tecnica, e discuti con quelli che sono i responsabili delle amministrazioni scolastiche, probabilmente qualcosa può venire fuori, un tavolo tecnico, sapendo esattamente come si evolveranno le classi. Allora, avremo più studenti l'anno prossimo? Non devi fare una megalopoli, ovviamente, delle strutture, delle cattedrali nel deserto, però nemmeno delle strutture che non sai che non ti potranno dare un futuro. Allora, noi ci fermiamo per qualche breve pausa di pubblicità, qualche minuto, poi torneremo a parlare di sicurezza nelle scuole con chi la scuola l'ha vissuta e la vive tuttora. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, CGIL risponde 0422 1626 798 per intervenire in diretta. Torniamo a parlare di condizione strutturale delle scuole. Insomma, abbiamo detto che le nostre scuole qualche buco nero ce l'hanno, no? Voi chiedete comunque maggiore sicurezza nelle aule, perché insomma è importante essere in classe e non avere la paura che cada il soffitto, è così? Certo, cioè, siamo veramente convinti che la scuola sicura è quella che non ti crolla in testa. Siamo convinti che il ragazzo nel momento in cui metta piede nella sua classe, nella sua aula, si deve sentire sicuro come nelle mura di casa. Non è per dire mettendo cani davanti alle scuole o monitorando con poliziotti in borghese o aumentando i professori all'esterno durante la ricreazione che dai una sicurezza alla scuola. Ci sono stati casi più in passato, adesso ci sono alcune scuole che ancora gettano, come abbiamo visto il Galilei,
Non dovrebbero esserci, i ragazzi non dovrebbero neanche scendere in piazza, non dovrebbero scendere davanti alle loro scuole per manifestare, per dire vogliamo una scuola sicura. Quindi il problema è a monte. Esattamente. Non dovrebbe nemmeno esserci la situazione in cui si scende in piazza. La scuola dovrebbe essere sicura nel momento in cui lo studente il primo giorno di scuola entra nella sua classe. Matteo Zavai, tra l'altro lei è stato, Marco scusa Zavai, lei è stato all'interno della rete degli studenti medi nel passato, no? Ormai 10 anni fa. Ecco, quindi anche 10 anni fa però sì. le problematiche c'erano. Io mi ricordo questo episodio tristissimo che ci fu proprio quando io facevo le superiori o poco dopo che ero uscito, che ci fu la morte di un ragazzo in provincia di Torino, mi pare, Vito Scafidi, che morì proprio perché crollò un controsoffitto in testa e lui perse la vita. Io ricordo che da quell'episodio lì si sono riprodotte negli anni promesse, interventi su questo tema, però io sono molto d'accordo sul concetto che ha detto Carlo, cioè la sicurezza è un concetto che noi tendiamo a ridurre a una questione securitaria, ovvero di controllo delle persone che entrano, ma se cominciamo dalle cose basilari, cioè i problemi strutturali degli istituti sono tantissimi, sono l'edilizia, sono il riscaldamento, sono gli spazi dove fare la didattica, sono gli spazi dove fare io e te andavamo a scuola in un periodo in cui spesso ci toccava andare a fare palestra fuori, in cui mancavano spesso i materiali, un piano di investimento sia a livello regionale che a livello nazionale sulla scuola ormai è qualcosa di non più prorogabile. Speriamo che qualche politico la smetta di parlare e più agisca. Purtroppo qualche ricordo insomma di palestre fredde e gelide ce l'ho anch'io. Abbiamo una telefonata in studio, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, qua parla la signora Daniela da Conegliano. Buongiorno, prego Daniela. Dunque, io volevo fare un discorso a tutti e tre, quei carissimi signori che sono là addetti ai lavori. No, piuttosto di star là a chiacchierare tanto in televisione, se andassero a Roma a prenderlo per i fondelli giusti, sto famoso ministro ultimo che le cazzate ne ha tirate fuori tante, e si interessasse veramente dei ragazzini. Io ho mandato a scuola 4 figli e ho 7 nipoti che vanno a scuola. Dunque per me la scuola è molto importante, ho sempre lavorato, il problema lo so. Dunque il discorso è questo: perché non fanno come gli altri paesi, fanno da lunedì a venerdì a tempo pieno con la messa rispettiva, la scuola fatta come che Dio comanda, piuttosto di ristrutturare palazzi per convegni, per cavolate varie che costano soldi e non producono niente, sono solo a mettere a suo agio che i 4 signori che noi 4. Sentiamo cosa, grazie Daniela, sentiamo cosa rispondono. Un po' più la signora dice fare. No, intanto salve signora, benissimo che ha fatto studiare tutti i figli, è stata bravissima e anche i nipoti. Assolutamente. E questo è essenziale. L'altra cosa è sicuramente il fatto di essere qui è un po' per informare voi di certi tipi di problemi che poi sentite sui giornali, sui mezzi di informazione. Sicuramente bisogna, e lo facciamo, di pressare i ministeri, i governi, per poter fare determinate cose. Perché? Perché noi siamo quelli che vediamo l'esigenza sul territorio e siamo quelli che lo spingiamo sia in ambito regionale sia in ambito nazionale. Lei su questo ha ragione, è il discorso che si legava a quello che diceva prima Marco e che accennavo io. Il discorso di un piano che preveda effettivamente ma cosa ha bisogno la scuola, di edifici, diceva giustamente Carlo. Quando lo studente, io genitore mando lo studente, io so che ve lo mando in un ambiente che è sicuramente sicuro, non tanto perché effettivamente c'è l'allarme, ma perché effettivamente i muri, le strutture sono adeguate, oltre che funzionali, a quello che è il servizio che lo Stato deve dare a livello scolastico. Certo, questo, come diceva lei, deve essere una politica che fa sì che io costruisco o recupero strutture che siano funzionali a quello che mi serve. Che poi ci sia qualcuno che recupera delle belle palazzine antiche, eccetera. Quello, adesso non entro nel merito perché non so esattamente. Quello che diventa importante è che sia una struttura antica recuperata, ben venga, che sia un edificio nuovo, l'importante è che sia utile alla funzione per il quale è destinata. Vale a dire accogliere studenti dove ci siano aule adeguate,
laboratori adeguati, palestre adeguate, senza ovviamente fare la transumanza di andare in una sede o nell'altra, cosa che anch'io, nel mio caso, il secolo scorso ho fatto. Quindi insomma è giusto il titolo Vecchi Problemi? Assolutamente. Ecco, quindi risalgono, ecco. Assolutamente. Se posso aggiungere una cosa, ringrazio anch'io per la telefonata, dico anche che i problemi purtroppo sicuramente arrivano da Roma tanti, ma che neanche tanti che arrivano dal Veneto, cioè capiamo sull'istruzione e sulla formazione, in particolar modo professionale, però su quest'ambito il diritto allo studio sono delle competenze che ha la nostra regione, su cui noi dobbiamo fare tantissimo. Se penso io ho fatto da poco l'università, c'era questo problema enorme per esempio delle borse di studio, che il Veneto era sempre una rincorsa all'ultimo minuto a cercare i fondi, dovevano anticiparli le università perché la regione non li metteva, cioè bisogna che tutti i livelli, dal comune alla provincia alla regione e chiaramente Roma, diano e rispondano sulle loro responsabilità per questo ambito che è il settore più importante probabilmente del paese, l'istruzione e l'educazione e la capacità perché è da lì che passa la capacità di un territorio e di un paese di progredire e di svilupparsi in questo mondo che richiede sempre di più le competenze per poter essere in grado di rispondere alle grandi questioni che si stanno aprendo, tra cui c'è anche quella del clima. Carlo, se non sbaglio lei viene dall'Istituto Alberini di Treviso, quindi una scuola, una struttura nuova, ottima, ecco. diciamo. Però voi come rete studenti intercettate anche quelli che sono, se non sbaglio, i problemi, le problematiche relative anche ad altri istituti, sì. no? Quindi insomma vi arrivano un po' le condizioni anche degli altri istituti. Qual è la situazione? Almeno fino all'anno scorso, perché adesso diciamo che le notizie, i messaggi dei ragazzi arrivano quando si avvicina alla fine del primo quadrimestre. Fino all'anno scorso abbiamo avuto classi sovraffollate principalmente, o classi in cui termoriscaldamento che non andava o comunque che partiva magari verso le 11 mezzogiorno, quindi ormai quando i ragazzi se ne stavano andando a scuola. Termosifoni sempre scoperti, magari di quelli che se un ragazzo cade rischia di rompersi la testa, finestre rotte, finestre che rischiano di caderti o che non si aprono. I problemi sono svariati. Adesso abbiamo un insieme riscaldamento è il principale durante l'inverno e caldo d'estate. Ma c'è una temperatura minima sotto la quale è prevista. Quindi è previsto che i ragazzi possano non stare in classe? È previsto, ma molte volte in certe strutture, e parlo ovviamente con molta cognizione di causa, essendo anche edifici che ovviamente cui non puoi intervenire proprio per un fatto di costi, effettivamente ti rendi conto, un po' per ovviamente gli infissi che sono quello che sono, dispersivi come spazi e soffitti, è naturale che anche se tu applichi il minimo non puoi garantire. Questo, confesso, è un problema in alcuni istituti storici trevigiani il problema si pone. Ed è insomma una problematica importante per i ragazzi. Certo. Fare la lezione molte volte col cappottino non è la cosa migliore, non senti sicuramente molto a tuo agio. Questa è anche un'altra struttura che va, un altro elemento che va preso in considerazione. Carlo. La cosa ridicola è proprio il professore o il preside che ti dicono che devi metterti il cappotto, hai freddo, mettiti il cappotto. No, se io ho freddo, sei tu che devi venire da me e dirmi guarda, cercherò di risolvere la tua situazione e la risolvi. Perché comunque un ragazzo non può fare lezione al freddo, come dicevo prima, il ragazzo quando va in aula deve sentirsi a casa, il ragazzo deve andare a scuola volentieri, cioè non deve pensare la mattina, guarda, chi me lo fa fare di farmi un'ora di viaggio, rischiare di perdere il bus perché magari arriva in ritardo, stare al freddo sotto la pioggia, arrivare in classe, avere ancora freddo, me ne sto a casa, me ne sto al letto mio e chi si è visto si è visto. Però probabilmente l'istituto, i presidi e gli insegnanti non hanno neanche gli strumenti. Difatti per giustamente lui dice la figura istituzionale è il preside, io mi rivolgo a lui. Il problema è che anche loro, e qui diciamo la verità, anche loro a Treviso, nel Veneto non sono stati, c'è l'ultima sfornata del concorso, 264 presidi, a Treviso ne sono arrivati poco più di 40 delle sedi vacanti. Io posso solamente capire le difficoltà che si trovano con tutta l'organizzazione scolastica. Anche loro ovviamente trovano già una realtà, è una realtà che in certe situazioni è sicuramente paradisiaca.
tranquilla da quel punto di vista. In altre situazioni c'è veramente da lottare e quindi devono ovviamente dire: come sopperisco? Incentivo il riscaldamento o dico gita la cosa più pratica? Ragazzi, mettetevi il cappotto. Quindi ti ritrovi veramente a essere in prima linea e a dover fare le decisioni più logiche, più lapalissiane ovviamente. Quindi il problema è: occorre che effettivamente, diceva giustamente Marco, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e qui la Regione ha una competenza ben diretta su questo, Regione, enti locali, e devono prendersi in mano questo, chiedere i fondi giusti o stanziare i fondi giusti, perché queste sono questioni o attività che a cui non puoi prescindere. Cioè la scuola è un elemento fondamentale. Sicuramente sono convintissimo, come quando uno va a lavorare, se il tuo ambiente di lavoro, in questo caso addirittura lo studio, quindi devi applicare, è un ambiente che ti accoglie, sicuramente tu produrrai meglio e vai più volentieri. Su questo non c'è dubbio. E l'ambiente lavorativo vale per tutti, in qualsiasi ambiente lavorativo, lo sappiamo bene, credo che gli spettatori lo sappiano, chi più chi meno, e lo dico anch'io per esperienza, dipende dall'ambiente dove vai. E una scuola addirittura è ancora più basilare, perché parliamoci, di scuola stiamo parlando dallo 0,6 fino ai 19 anni, quindi un arco di studio un arco di vita che è formativo. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ore 13, CGIL risponde, lasciamo per un attimo i problemi della scuola, poi ci torniamo perché insomma ne abbiamo ben altri poi da raccontare e poi Moretti risponderà, e torniamo a questo sciopero per il clima della settimana scorsa, questa mobilitazione mondiale insomma per chiedere strategie più incisive. Sì, è un più grande movimento generazionale che si vede da tanto tempo a questa parte. Io nella mia vita ho partecipato a varie manifestazioni per i problemi della scuola, molto partecipate, ma questa che anch'io sono andato in piazza proprio per vedere, perché condivido la preoccupazione, ma anche perché è una cosa positiva che ci sia questa risposta veramente trasversale. Sono persone, ragazzi, giovani che hanno degli slogan molto chiari, non stiamo parlando di, quando sento parlare di gente che vuole starsene bigiare la scuola, se uno vuole veramente bigiare la scuola, lo sappiamo benissimo cosa si fa se uno non vuole andare a scuola, te vai al bar e ti prendi il cappuccino. Non escludo che qualcuno lo abbia fatto, ma c'erano almeno a Treviso, solo nella città di Treviso, 6.000 persone, in provincia ce n'erano ancora di più, a livello nazionale tantissime, e non sono persone che, non è una cosa scontata, quindi è una cosa fondamentale su un tema su cui si può dire quello che si vuole, ma la realtà è incontrovertibile, un cambiamento climatico c'è, punto e basta. Chi si sono alzate voci anche, diciamo, che vogliono mettere in dubbio, chiariamo una cosa. Sì, perché insomma dobbiamo anche ascoltare o quantomeno capire le voci differenti. Ci sono degli scienziati che dicono che effettivamente non si tratta di un'emergenza climatica. Allora, prima di tutto è molto divertente perché nel periodo precedente si arrivava a negare che ci fosse proprio il cambiamento. Adesso si dice sì, il cambiamento c'è, ma non è derivante dall'uomo, quindi è una cosa ciclica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quello che hai appena ricordato lo dice il 10-5%, anzi sì, forse 5% della comunità scientifica internazionale che si occupa di questi temi. Il 90-95% degli scienziati dice esattamente il contrario, e è innegabile che ci sia stato un impatto fortissimo, in particolar modo a partire dagli anni 80, della contribuzione di CO2 che viene immessa nell'atmosfera da parte di attività umane. È un dato di fatto questo, si può invece, poi io penso che se noi ci concentriamo su questo, il tempo è poco, dovremmo pensare a come riuscire ad affrontare il problema, invece temo che qui si guardi il dito invece che la luna, e questa è una delle cose che mi ha più preoccupato, diciamo, perché è partita questa idea per cui si vuole come tapparsi gli occhi di fronte a quella che invece è una richiesta di
azione che viene dai ragazzi, che non sono mica alieni, cioè io parlo, sono i miei fratelli più piccoli, sono mio cugino per esempio più piccolo che era con me in piazza, che mai successo, è stata una cosa bella, sono i figli, sono i nipoti, cioè non è che si sono tutti rimbambiti, cioè chiariamoci, questi non sono fantasmi, ce li avete in casa, ascoltateli, esatto. Qui possiamo creare una grandissima alleanza per un tema che è il salvataggio del pianeta, che ripeto, il pianeta, anzi non solo del pianeta, di noi stessi, perché il pianeta dopo di noi andrà avanti. Siamo noi che in quelle condizioni, noi e tutta un'altra serie di specie non riusciremo ad andare oltre. Che, quindi... probabilmente l'umanità, giustamente dice, ha avuto un'evoluzione industriale, tecnologica, eccetera, pensa ovviamente che la Terra sia così brava da riuscire a compensarsi da sola. Ma la presenza umana è sempre stata invadente, sempre più invasiva. Io capisco anche che nell'opinione pubblica, io per primo pensi, ma in ogni caso ho così paura di questo che tra pensare di avere un'emergenza che diventa irreversibile, poi è preoccupante come quella di un cambiamento climatico che rovina la vita sulla Terra o depaupera ovviamente quello che è l'ambiente, che certe volte pensi a mettere la testa sotto la sabbia. È più facile pensare così. Io penso che certe reazioni a questo tipo di mobilitazione sia un'esagerazione, perché c'è anche coloro che hanno paura di questa novità. Però alla fine non si può far finta, c'è paura, però bisogna affrontarla. E se c'è qualcuno che è un 90% di scienziati mondiali che ti dice ragazzi fate bene a sensibilizzare tutti, bisogna fare in modo che ciascuno nella società si prenda carico di questo a livello di istruzione e a livello produttivo. Carlo, lei è sceso in piazza, no? La settimana scorsa. Come anche la rete degli studenti medi di Treviso è scesa in piazza, come siamo scesi in tutta Italia, e siamo scesi chiedendo direttamente anche alle scuole di sensibilizzare lo studente. Avevamo anche chiesto che i presidi accettassero di far partecipare gli studenti, perché abbiamo ritenuto che è una cosa che sia molto più grande della scuola o di qualsiasi altro argomento che trattiamo normalmente. È una cosa che va a prendere lo studente, come va a prendere i suoi genitori, come le generazioni future. Siamo rimasti delusi del fatto che abbiamo sentito che molti presidi non hanno lasciato i ragazzi. Questo non li ha fermati. Sono curiosa di sapere, gli insegnanti invece che cosa vi hanno detto quando siete tornati in classe poi questa settimana? Devo dire la verità, in realtà non c'è nessun professore che contesta l'ascesa in piazza o le manifestazioni in generale, anzi c'è molta voglia da parte dei professori di fare una sensibilizzazione, di parlare di questi argomenti, però per fattori che dobbiamo andare avanti con le lezioni e come rischiamo di rimanere indietro, robe così, più di un'ora non viene dedicata. Esatto, quello che si vuole chiedere è che almeno non diciamo un'ora al giorno, ma un'ora al mese, 2, vengano dedicate a una sensibilizzazione e che le scuole si muovano verso una scelta più ecologica. Quindi in che modo? Con delle discussioni in classe, delle ore dedicate? Esattamente, discussioni anche con altre associazioni che hanno a che fare col mondo ecologico, lezioni su quello che accade alla plastica quando viene gettata, o vari metodi come possiamo riutilizzare e riciclare vari materiali. Potrebbe essere interessante, insomma, come proposta. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giusy, a lei i suoi ospiti. Buongiorno Giusy, prego. Allora, il nostro Ministro della Salute, l'assessore, l'onorevole, non so chi sia Speranza, il Ministro Speranza, sì, laureato in scienze politiche, assessore all'urbanistica, ma non c'era neanche un medico. Ragazzi, non ce la facciamo più con questi che fanno i medici, cioè che non sono medici e hanno fatto, insomma avevano un altro lavoro. Non mi capisco più. A Giusy, quindi lei dice di un'altra competenza questo Ministro. Ma certo, assessore all'urbanistica e laureato in scienze politiche, ma cosa viene a fare? Giusy, lo lasciamo lavorare, vediamo che cosa... E Marco Bussetti, che è quello
era dirigente scolastico, almeno lui spero che sappia qualcosa, e ha ammesso che come inglese e insomma francese è appena, sa appena, insomma, va bene. Va bene. Questo voglio dire. Grazie, sono tutta Giusy. gente al contrario di quello che è l'obbligo. Grazie. Gli lasciamo lavorare questi ministri, vediamo che cosa portano a casa. Però tornando per un attimo soltanto sulla manifestazione, su questo sciopero per il clima, non c'è dubbio che anche chi guardava un po' con diffidenza questa manifestazione, comunque l'opinione pubblica si è un po' smossa, no? Secondo me sì, perché, a parte che ovviamente il movimento è stato così ampio, un'ondata, che effettivamente non puoi trascurarla. Diventa fondamentale sapere che la sensibilità e la mobilitazione nasce dagli studenti, perché dicono, i più giovani, che sono coloro che in realtà poi non hanno nemmeno la possibilità nella maggior parte dei paesi del mondo di votare, perché se sono ragazzi che sono minorenni non hanno diritto di voto, quindi almeno far sentire la loro voce, se non lo puoi far sentire in un seggio elettorale, almeno quello diventa determinante. Ma poi parliamoci chiaro, sono i detentori del futuro. Cioè, non è pensabile che adesso coloro che hanno il potere in mano, la politica, quindi di determinare le linee generali di tutto quello che è l'attività economica, sociale, industriale, produttiva, non si può prescindere da questo elemento, e loro lo stanno dicendo chiaramente, lo accennava prima Marco e Carlo. Il discorso era, ci rendiamo conto che noi siamo abituati a un sistema che utilizza materiali che ci rendiamo conto che vivranno con noi? No, non vivranno con noi, addirittura ci seppelliranno. Allora dobbiamo ovviamente cambiare il metodo. Questo significa la scuola e la formazione deve far capire agli studenti come evitare ovviamente di produrre sbagliato, di consumare sbagliato, ma tutto il resto del mondo attuale deve fare ovviamente progressivamente, ci sono i trattati vari, Parigi e compagni, che dicono effettivamente che c'è un margine di tempo per mettersi in regola, per evitare ovviamente l'irreparabile. Significa che i governi, con tutti ovviamente gli enti produttivi, tutti ovviamente per quanto di loro competenza, devono stabilire quali sono i correttivi per evitare il disastro. La mobilitazione ha detto questo. Svegliatevi, ma il fatto è che lo sentiamo da una vita, è che lo vediamo sempre, ecco, una cosa grave, l'abbiamo vista sempre come una bella nota di colore, ma non è carnevale. Volete aggiungere qualcosa velocemente? Poi andiamo in pubblicità e chiudiamo il tema della mobilitazione. dico semplicemente, sicuramente il futuro, ed è uno dei motivi, uno dei movimenti si chiama Fridays for Future, proprio perché c'è questo, ma il fatto che il campo di azione sia il presente, perché noi gli effetti non dobbiamo, io penso alla marmolada, che anche quello stiamo perdendo quel ghiacciaio proprio perché è uno degli effetti dei cambiamenti climatici. Non dobbiamo andare tanto distante. Quindi l'invito che io faccio è guardare chiaramente come gli effetti e i problemi ci sono già adesso, c'è già il presente questo, quindi non c'è tanto da discutere secondo me sulle motivazioni, è una preoccupazione più che legittima. Carlo, velocissimo, volevi aggiungere Sì, qualcosa? no, sono d'accordo con quello che è stato detto precedentemente. Sì, c'è bisogno di una sensibilizzazione completa che è partita ora da noi studenti, ma deve arrivare a tutti, fino a chi sta sopra di noi e chi fa prendere le decisioni per noi. E che deve continuare anche in classe, mi sembra di capire. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in studio con Ore 13 CGIL risponde. Io riparto da Marco Moretti perché abbiamo parlato molto di scuola, di sicurezza, dobbiamo parlare anche di un altro zoccolo duro che è quello importante. degli insegnanti, no? Certo. Qual è la situazione nella La provincia di situazione è Treviso? che ormai come ogni anno si passa alle nomine in ruolo, però se ovviamente non ci sono tante graduatorie, non ci sono tante persone all'interno delle graduatorie dei ruoli, è naturale che le scuole devono per forza sopperire con la chiamata dalle graduatorie d'istituto, vale a dire quei supplenti inseriti nelle graduatorie di ciascun istituto.
A Treviso, tra l'altro, c'è un esercito di supplenti, sono 3.600. Esattamente, anche perché Treviso ha un numero consistente di scuole, tra le più numerose nell'ambito, assieme ad altre province grosse del Veneto, tra le più numerose. Come dicevo prima, la bellezza di 104 solo dall'infanzia alle secondarie di secondo grado. Diventa fondamentale per riuscire a eliminare o ridurre questo tipo di problema. Dovrebbe essere che, e qui mi allaccio al discorso dell'intesa di ieri, che segue un'intesa fatta col precedente governo. L'intesa proprio siglata ieri prevede la decisione di bandire finalmente, lo ribadisco proprio, finalmente il concorso per la scuola secondaria, quindi la scuola media e la scuola superiore, per fare in modo che ci siano i supplenti almeno a decorrere dal 1° settembre 2020. Ribadisco, questo concorso avrebbe dovuto già essere bandito secondo la vecchia norma l'anno precedente, è stata bloccata perché subentra un nuovo governo, il nuovo ministro cambia la situazione in corso. E infatti il nuovo ministro ha detto che entro la fine dell'anno ci sarà questo concorso straordinario. Sì, perché diciamo finalmente, perché il precedente aveva bloccato il concorso del 2018 perché aveva cambiato proprio la normativa di reclutamento. Adesso questo concorso diventa essenziale, perché fai partecipare tutti i laureati, anni di laureati hanno la possibilità di entrare nel mondo della scuola, primo. Secondo, hai supplenti che hanno già come minimo 3 anni di servizio alle spalle negli ultimi 8 anni e quindi hanno anche loro la possibilità di accedere con un concorso, diciamo, tra virgolette, ridotto, ma agevolato, perché hanno già un'esperienza. Si tratta, nell'intesa c'è scritto di quasi 24.000 posti. Perché diventa essenziale per l'anno prossimo? Perché quest'anno nelle nomine in ruolo, quando vedi che le graduatorie dei concorsi, gli ultimi vigenti, 2016-18, sono di fatto esaurite, dall'anno prossimo per i ruoli, da dove prendi il personale? Cioè, in teoria sarebbe ancora peggio perché ci sarebbero ulteriori supplenti l'anno prossimo. Tra l'altro c'è un altro tema, perché le cattedre vuote a Treviso insomma sono ancora tante, però mancano anche gli insegnanti di sostegno. Sostegno, qui c'è, diciamo, una politica al ribasso o di riduzione fatta in sede nazionale e non solo. Vale a dire, per insegnare sostegno uno deve avere una specializzazione. La specializzazione la rilascia l'università. Se l'università bandisce, l'ultimo bando è stato, se non ero, di 15.900-16.000 posti, suddivisi tra le varie università. Per il Veneto le 2 università hanno 900 posti. Se ovviamente c'è una richiesta di passa dei 3.000 nel Veneto, da dove li prendi il personale specializzato? Quindi ci sarà carenza di personale per i posti di sostegno di ruolo e di conseguenza di nuovo la ricerca di personale supplente anche per coprire il sostegno. Questo è un danno per chi? Per chi ovviamente, soprattutto perché molti sono interessati ad avere la specializzazione, ma diventa anche fondamentale sapere la specializzazione non la prendi tanto per avere, ti serve per avere le capacità didattiche per seguire l'alunno che ha quelle tipologie di invalidità. Non si può, come è accaduto, che i genitori vengano invitati a lasciare a casa i figli perché mancano gli insegnanti di sostegno. Sarebbe un servizio che lo Stato deve erogare e non eroga, quindi ci sarebbe una responsabilità. Semmai, come spesso succede, come in tante scuole è successo per un fatto di accavallamento di graduatorie, non hai la persona da nominare in quel momento lì, la scuola deve provvedere con altri strumenti, con altri docenti a garantire la vigilanza e che l'alunno sia seguito, altrimenti si incorre in altre responsabilità. Ma non si può assolutamente dire, non è che la scuola, la classe o il docente è in gita o non è presente, allora mando l'alunno fuori, non c'è lo sciopero e l'alunno le rimanda a classe. No, qui devi garantire anche la presenza dell'alunno, seppur ovviamente non c'è l'insegnante specifico. Se ne esce da questa cosa? Se ne esce se si fa una politica di scelta di programmazione e di finanze. Sottolineo una cosa, tra questi dell'intesa c'è un aspetto che voglio sottolineare in quanto io faccio parte del personale non docente, cioè sono un direttore amministrativo di vecchia data ormai, il personale ATA, la carenza del personale che gestisce dal collaboratore scolastico al direttore. A Treviso c'è un'emergenza direttori amministrativi, cioè ne mancano tuttora 7
siamo ai primi di ottobre, il direttore amministrativo è quello che gestisce il personale e la parte economico-finanziaria, cioè non si muove parte economica senza la sua. Ecco, ci sono scuole che non funzionano, perché? Perché adesso finalmente si farà il concorso, si metterà in piedi, ma nel frattempo abbiamo una situazione grave in circa 50 scuole, dove utilizzi personale della marca facente trevigiana? funzioni. In provincia di Treviso più di 50 scuole su 104 non hanno un titolare di SGA. Significa che sopperisci con un assistente amministrativo che ha all'interno o la disponibilità o ha un minimo di preparazione legata al fatto di una graduatoria che fa il facente funzioni. Ma capite che non si può continuamente andare avanti questo semplicemente per un risparmio economico. Quindi il problema è anche questo, e l'intesa prevede anche la possibilità di fare il concorso per i DSGA e per i facenti funzioni. Insomma, abbiamo raccontato anche questa situazione. Qualche minuto per parlare anche delle prossime iniziative di Binario 1. Come Presidente cosa ci dice? Sì, allora io invito a seguire, abbiamo una pagina social su Facebook in particolar modo, Instagram, questo è il nostro target giovane, diciamo così, molto di seguire tutti gli eventi che noi facciamo. Quindi prossimamente ospiteremo una serie di corsi anche artistici che richiedono un po' di partecipazione, quindi faccio un pochino di pubblicità di andarli a vedere. C'è un corso teatrale che comincerà da novembre e poi di stare mi rivolgo anche a tutti coloro che per esempio sono in una situazione di disoccupazione o di hanno magari finito la scuola, non hanno ancora trovato un lavoro. Prossimamente probabilmente faremo adesso non anticipo niente perché stiamo costruendo la cosa, ci occuperemo anche di questa tematica qua, che è una cosa molto importante per il nostro territorio e per i giovani in particolar modo. Siete molto attivi, insomma. Sì. Carlo Garzara, abbiamo parlato ovviamente della situazione di supplenti, insegnanti di sostegno, però voi come rete degli studenti medi di Treviso avete portato alla luce un'altra problematica, quella della mobilità. Esattamente, no? Riprendendo sempre il titolo con nuovo anno, vecchi problemi, i problemi causati da mobilità sono sempre gli stessi, cioè autobus, in questo caso anche vecchi, quindi molto inquinanti, a volte autobus non sufficienti, in ritardo, con varie problematiche. Quindi come rete ci stiamo muovendo verso la MOM per avere un tavolo, per poter dialogare, per poter lavorare assieme verso una spinta più ecologica, quindi non solamente gli autobus nel centro di Treviso elettrici, ma anche all'esterno di Treviso. Stiamo lavorando sul numero di navette, cioè non possiamo avere ancora navette che sono autobus arancioni di 15 anni fa che inquinano e passano per il centro, un centro che è rovinato dall'inquinamento che ha Treviso. Ci stiamo muovendo anche sugli orari, non è possibile che la MOM abbia un'applicazione in cui uno si scarica e l'unica cosa che può fare è vedere quando dovrebbe passare in teoria l'autobus e farsi il biglietto. Vogliamo che quell'app ci dica il tuo autobus arriverà in ritardo, anche perché non va a prendere solo lo studente che va a scuola, ma anche la persona che va a lavoro. Se la persona si trova a piedi con l'auto perché non può muoverla o perché è spinto da un cuore verde ecologico e vuole prendere i mezzi pubblici per risparmiare tutto, magari non può farlo perché non sa quando passerà l'autobus o magari in ritardo, rischia di arrivare a lavoro e non si può andare a ledere a un utente che ti paga un servizio in questo modo. Vi siete già rapportati con la MOM, che è l'azienda del trasporto pubblico di Treviso? Sì, l'avevamo già fatto anche 2 anni fa, avevamo avuto un tavolo dove sono state solo promesse, perché a tuttora non è stato migliorato quasi. Sono aumentati alcuni autobus elettrici effettivamente, sono stati presi, ma la situazione navette è sempre quella. E adesso stiamo cercando di nuovo di parlarne, di trovare il dialogo e stiamo raggiungendo una data di un tavolo, quindi speriamo bene. Seconda cosa, come rete degli studenti medi adesso a livello nazionale ci muoveremo a Roma per ciò che riguarda l'integrazione e l'accoglienza, cioè quelle che sono le tematiche dello Ius Solis e dello Ius Culturae. Certo, quindi so che stasera proprio in stazione a Roma Termini ci sarà, diciamo così, un'azione con le coperte termiche, con gli striscioni, poi sì, probabilmente questa azione verrà ripetuta. Esatto, no? Cioè, ci sarà un'elaborazione sui vari territori, solitamente nell'arco di questa e la prossima settimana anche Treviso avrà la sua elaborazione.
perché ogni elaborazione viene fatta a seconda del territorio in cui si trova. Quindi insomma il messaggio che voi studenti volete lanciare, no? Abbiamo detto, è quello della richiesta per quanto riguarda lo Ius Soli, lo Ius Culture, proprio insomma per dare anche voi un vostro segnale. Credo che il tempo a nostra disposizione sia quasi terminato. Io ho un'ultima domanda per lei, no? Perché proprio oggi in chiusura proprio il ministro dell'istruzione Fioramonti ha detto che la scuola è laica e quindi non vanno inseriti simboli religiosi, quindi il crocifisso non si va. Un suo commento? Dico semplicemente che ciascuno può avere la propria idea. Credo che, visto tutto quello che abbiamo detto adesso, è bene prendere in considerazione in tutti gli aspetti della scuola. Ci sono problemi molto più impellenti. Che poi ragioniamo che effettivamente la scuola è laica, benissimo, però mi interessa di più il soffitto, lo spiffero, tutto il resto. Che poi ci sia, e qui condivido, che non ci siano delle spese invece che in queste cose a dare finanziamenti che sono bellissimi. Io sono un amante del presepio, ecco, cerchiamo evidentemente di buttare via dei soldi in rivoli che non contano quando andiamo più sulla sostanza. L'importante è solida struttura scolastica, il resto poi sono, tra virgolette, cose importanti, ma secondo me secondarie. Insomma, questa è una tematica che negli anni insomma, abbiamo sempre, sentita e continuerà. In classe c'è? In classe c'è ancora il crocefisso, in alcune classi manca, in altre c'è, però come si diceva prima è una cosa inutile, cioè il fatto che in una scuola che ci sia o non ci sia non deve importare lo studente va lì per studiare, per imparare, per essere formato, ha bisogno di un tetto sicuro e di ricevere una formazione corretta. Che ci sia il crocefisso invece anziché la stella di David o qualsiasi altra simbologia non significa niente. Diamo servizio. Ecco, questa era l'opinione insomma di chi in classe ci va tutti i giorni. Allora noi ci fermiamo perché siamo arrivati insomma alla fine di questa puntata. Ringrazio Marco Moretti, segretario generale della FLC CGIL Treviso, grazie a Marco Zabai, presidente di Binario 1, a Carlo Gazzara della rete degli studenti medi di Treviso. Grazie davvero, grazie anche a voi di averci seguito da casa.